In realtà da quando abbiamo dato quest'anima culturale a questo giardino, le segnalazioni di disagio sono state praticamente azzerate. Segno evidente che la prevenzione e sostituire il degrado con l'arte, con la bellezza, con la cultura significa portare in questi luoghi famiglie, giovani, persone che hanno voglia di godersi il paesaggio, i giardini, la bella musica e magari anche del cibo. Ecco, significa riqualificare dei quadranti di città. Questa è una soluzione che noi affianchiamo all'attività di deterrenza che facciamo con le forze dell'ordine. Quindi continuiamo questo processo di rendere sempre più sicura la nostra città, dove il prefetto ha individuato la necessità della zona rossa, l'abbiamo fatto con la zona rossa. In tutto il resto della città lo facciamo attraverso eventi come questo, Sile Garden, che porta bellezza e cultura, lo facciamo attraverso le attività della polizia locale, che anche ieri hanno ripreso col progetto Quartieri Sicuri, quindi un presidio importante, costante nelle ore pomeridiane anche nei nostri quartieri e in sinergia con le forze dell'ordine. Questi sono gli ingredienti della ricetta per una città sempre più sicura, e devo dire che se siamo la terza la terza città più sicura in Italia e la prima in Veneto, è perché uniamo tutte queste iniziative con un unico grande scopo, che è quello di renderla sempre più sicura.